Se noi non facciamo l'operazione immobiliare, in assenza totale di speculazione, noi siamo un ente pubblico, non abbiamo interessi speculativi, assolutamente, in assenza di quelle risorse non rimangono altre strade che chiudere la fondazione. La Fondazione Morello è a un bivio e il suo presidente Mirko Casteller vuole fare chiarezza a poche ore dalla seduta della commissione urbanistica dove è stato discusso il nodo della lottizzazione in via Romanina con parte della minoranza che avrebbe parlato di speculazione immobiliare. Apriti cielo. Che vengano entrare in mezzo la gente. La fondazione negli ultimi 3 anni ha 15 maestri, ha 80 studenti che si formano nei vari percorsi musicali, ha sottoscritto una convenzione col Conservatorio di Castelfranco Veneto proprio per continuare nell'attività, ma soprattutto tiene lontana dalla strada, visto che le istituzioni si attivano per la devianza di questi giovani, 80 giovani che studiano. L'operazione consentirà alla fondazione di recuperare parte dell'area sul retro di Piazza Giorgione, mantenendo l'attività principale nel palazzo storico. Duplice l'obiettivo. Il primo, ripianare il rosso della fondazione, arrivato negli anni scorsi a circa 800.000 euro e rientrato agli attuali 450. Secondo, riqualificare una zona degradata. Quell'area lì che va da Piazza Giorgione e va a finire in via Romanina è il crogiolo di condizioni di devianza devastanti, perché noi che ci passiamo abbiamo paura di attraversarla. La gente che è lì sotto, la gente che passa in quella galleria lì ha paura. Mettiamoci d'accordo, o il comune riqualifica oppure lo fa il privato. E noi abbiamo deciso di assumerci una responsabilità e un carico che spetterebbe al comune di Castelfranco, maggioranza e minoranza compresa.